Trasporti e turismo sono due comparti che dovrebbero dialogare, ma troppo spesso seguono vie divergenti. Se ne è parlato a Padova ad un convegno organizzato dalla CGIL per chiedere che queste due realtà, così importanti per il territorio veneto, ritrovino sintonia in un quadro di sostenibilità. Ci sono dei piani regionali, il piano regionale dei trasporti e il piano regionale del turismo, ma questi piani mancano di una visione d'insieme, cioè lo scopo finale del viaggiatore o del turista deve essere uguale. Provo a spiegarmi con un caso specifico: se io costruisco un sistema di mobilità per il cittadino ha uno scopo, per il turista un altro. Invece noi dobbiamo costruire un percorso che permetta sia al turista che al cittadino di muoversi liberamente. Il Veneto rappresenta la regione più attrattiva per il turismo a livello nazionale ed il turismo è il primo comparto per PIL in regione. Non parliamo di un Veneto a trazione manifatturiera o metalmeccanico, ormai è un Veneto terziario, è un Veneto del turismo. Perciò dobbiamo anche fare degli investimenti e ragionare anche su quelle che sono le necessità non tanto solo del turismo fine a se stesso, ma anche di tutta quella rete di connessioni, di infrastrutture, di necessità che ha bisogno il turismo.